Eccoci di nuovo qui. Bentornato. Ti piace il nostro stacchetto? A me mi fanno ballare sempre. La nostra SOS Orchestra è fantastica, fantastica. Allora, poc'anzi ci hai fatto sentire proprio un brano che sarà contenuto nel nuovo album, che ricordiamo a brevissimo, davvero, a Giorno giorni. 24 giugno si uscirà e ci sarà il firmacopie e l'incontro con i fan proprio alla GS Record di Catania. Questo penso, facciamo un poco così, no? Questo penso che è una delle cose più belle quando l'artista ha l'incontro proprio con i fan. È ancora più emozionante secondo me di quando si sale su un palco e si canta. È sempre un'emozione quando c'è un incontro con i fans o per il CD, firmacopie o salire su un palco. È sempre un'emozione. È vero, stare proprio a contatto con loro, magari vengono lì, un bacio, ti fanno capire quanto bene ti vogliono, anche perché insomma è il pubblico. Infatti li aspetto in tanti. Ecco, quindi mi raccomando, andate, in modo che potete passare il pomeriggio proprio con Ale. Senti, adesso cosa ci farai sentire invece? Credo il nostro fonico, il nostro salvo, la nostra serie. Faremo il brano che mi ha fatto conoscere come Alessandro Fiorello, un brano scritto da me e da mio fratello Nino, che mandiamo i saluti. Certo, e il brano porta come titolo Tu la mia favola. E dicevo io, non può mancare assolutamente. Questa mi siedo e me la godo dalla prima all'ultima nota, va bene? Te la dedico. Grazie. Alessandro Fiorello. Ci sto davvero male e non capisci. Mi chiamo tutto serio e mi racconti tutte le cose che fai insieme a lui. Confidi a me, mi credi quel fratello che tu non hai avuto mai. Sapessi quante notti non mi addormo, sai, perché io penso a te che stai con lui, solo con lui. Ma stasera solo non ti tassa spiaggia, forse l'ho dato di la verità. Tu mi cerchi quando litighi con lui, non sono il tuo giocattolo, non lo può fare. E mi arrabbio, sai quanto ti tratta male. Se tu fossi mia che cosa mai farei? Tu mi guardi e dici ma cosa sta dicendo? Non credevo mai che tu mi portavi me. Io torno che ti dici la verità, ma adesso tu lo sai, fai quel che vuoi. Scorda quel mio numero e non ti chiamare. Ma che sta facendo tu mi stringi già e mi dici scusa se ti ho fatto male, non l'avevo fatto. Mi guardi con quegli occhi, sei una favola. Tu sei una storia mia, non ci credo che sia da mia. E quante volte entravi nei miei sogni, sai, pensavo che era mia, soltanto mia, per sempre mia. Ma stasera solo non ti tassa spiaggia, forse l'ho dato di la verità. Tu mi cerchi quando litighi con lui, non sono il tuo giocattolo, non lo può fare. E mi arrabbio, sai quando ti tratta male. Se tu fossi mia che cosa mai farei? Tu mi guardi e dici ma cosa sta dicendo? Non credevo mai che tu mi portavi me. Io credo che tu dici la verità, ma adesso tu lo sai, fai quel che vuoi. Scorda quel mio numero e non mi chiamare. Ma che sta facendo tu mi stringi già e mi dici scusa se ti ho fatto male, non l'avevo fatto. Tu la mia favola dedicata a tutti i miei fan.
Grazie. Resterà sempre meravigliosa, sempre Ale, te lo dico, proprio bella, bella. Grazie. È una di quelle canzoni che ascolteresti sempre. Senti, ma quando l'hai scritta che pensavi? Te l'avranno Non lo fatta so, so milioni solo che di ancora sto volte. tremando. Vero? È Sì. sempre grande l'emozione. Complimenti, complimenti sempre. Grazie. E allora, io sono molto contenta davvero di averti avuta qui questa sera. L'onore è tutto mio, credimi. Davvero, davvero, lo so, è bello, è un piacere che abbiamo tutti quanti questa Grazie, sera, sicuramente. Senti, ricordiamo ancora, loro sono fantastici, quando suonano la nostra SOS Orchestra. Mai Vantiamoli fatto una prova. vantiamoli. Grazie davvero, complimenti. Certo, noi qui abbiamo Ermeglio si è rotto anche il jack, vabbè Zorro, non ti preoccupare. Anche la sedia. Anche la sedia.